Patto per la sicurezza urbana tra il prefetto e i sindaci della provincia di Agrigento. Questa mattina presso l'alloggio del prefetto si è tenuta la cerimonia per la firma del patto per la sicurezza con la presenza dei sindaci che hanno manifestato interesse verso l'importante progetto. Il patto è propedeutico alla presentazione da parte dei comuni del relativo progetto per realizzare nei propri territori impianti di videosorveglianza con un finanziamento del Ministero dell'Interno. La sicurezza urbana passa dalla videosorveglianza. In provincia di Agrigento sono stati tanti i sindaci che hanno aderito al progetto. Sì, noi oggi abbiamo firmato credo poco meno di 20 patti, quindi siamo all'incirca al 50% delle amministrazioni comunali. È una cosa che mi fa molto piacere perché intanto sottolinea l'impegno delle amministrazioni comunali a collaborare con le forze dell'ordine in questa che è secondo me una delle attività più apprezzate dai cittadini, quello di garantire loro un livello di sicurezza adeguato ai rischi che corrono quotidianamente. Sicuramente lo strumento della videosorveglianza in questo svolge una funzione essenziale sia sul piano della prevenzione che e soprattutto a livello repressivo, collaborando, fornendo un supporto essenziale nell'espletamento delle indagini che si dovessero impiantare su vari casi che si verificano. Un deterrente sicuro contro i malviventi, perché viviamo un momento purtroppo particolare anche ad Agrigento. Non c'è dubbio ed è provato che proprio grazie ai sistemi di videosorveglianza è stato possibile individuare i responsabili di crimini anche molto gravi consegnandoli alla giustizia, quindi comprendo e sono assolutamente propenso a sostenere lo sforzo delle amministrazioni che da questo punto di vista si impegnano a realizzare impianti che siano all'altezza della sfida di una società moderna come questa dove per fortuna anche la tecnologia è al servizio della sicurezza e quindi confidiamo di poter lavorare bene nei prossimi mesi su questi punti. Ribera si prepara ad attivare un sistema di videosorveglianza, oggi si è firmato qui in prefettura un protocollo, dove andrete a collocare in particolare le telecamere? Ma per noi sarebbe un completamento, già abbiamo attinto qualche anno fa proprio al PON Sicurezza col Ministero dell'Interno e nel centro storico abbiamo attivato circa 36 telecamere che poi abbiamo ampliato all'interno della villa comunale e degli edifici scolastici. Questa opportunità di oggi, e per questo voglio ringraziare il prefetto, è per ampliare il sistema di videosorveglianza in alcune zone delicate della nostra città. Nella fattispecie c'è la zona balneare che desta preoccupazioni non soltanto d'estate, ci sono alcuni siti molto sensibili anche per l'abbandono rifiuti che attualmente è di moda questa attività di videosorveglianza. Videosorveglianza anche a Canicattì, com'è la situazione dal punto di vista dell'ordine pubblico, visto che il patto di oggi interessa proprio la sicurezza urbana? Sì, e soprattutto Canicattì io vorrei dire perché in questi mesi, in quest'ultimo anno è stato oggetto di gravi episodi dal punto di vista criminoso, quindi furti, rapine, anche purtroppo qualche omicidio e le istanze che ci provengono dai cittadini, quindi quella di avere maggiore sicurezza. Questo rappresenta un'importante occasione per noi sindaci per fornire ai nostri comuni di programmi e progetti di videosorveglianza che possano appunto controllare maggiormente il territorio e rispondere concretamente alle istanze che i cittadini ci rivolgono.